Spalle, fra 4 ore e 19 minuti si entra nella fase 2, chiediamo al sindaco Luigi De Magistris come si affronta questa nuova fase a Napoli. Ma innanzitutto un appello a non pensare che il virus è stato sconfitto, è stato contenuto, quindi bisogna essere bravi anche da domani, mascherine, distanza di sicurezza, evitare assembramenti. Ho chiesto alle forze di polizia attenzione ai parchi che sono aperti come i cimiteri, attenzione alle fermate, quelle più di maggiore concentrazione del servizio pubblico del trasporto, e alle persone di essere, come sono state sinora, responsabili. Una cosa che temono i cicloamatori è il ritorno anche del traffico e fanno anche delle richieste di interventi. Hanno ragione, io penso che fino a settembre teniamo, perché le scuole sono chiuse, le università, ma noi stiamo mettendo in campo, anche con la consulta sulla mobilità alternativa, un piano di rafforzamento delle piste ciclabili, delle pedonalizzazioni, insomma di una riscoperta della città anche in vista dell'estate da parte delle persone. Torniamo su parchi e cimiteri che riaprono. Sì, domani aprono i parchi, aprono i cimiteri, le forze di polizia mi hanno assicurato più controllo, le persone possono andare, possono camminare, si può correre da soli, ma no assembramento. E per quanto riguarda i mercati alimentari che invece restano chiusi? I mercati prima ci avevano detto che aprivano, poi hanno detto che sono chiusi, noi eravamo pronti per aprirli, avevamo preparato tutto, poi è arrivato ieri l'ordinanza della Regione, invece ci aspettavamo l'ordinanza della Regione sui tamponi per chi ritorna da fuori, perché questa è anche un'altra preoccupazione, le persone che rientreranno a Napoli, e purtroppo invece non c'è la previsione del tampone obbligatorio. Questo ci preoccupa un po' perché era l'unico modo per contenere l'eventuale rischio di una diffusione di un contagio di ritorno. Lei con che spirito affronta questa nuova fase da domani 4 maggio? Metterà la mascherina sempre in luogo pubblico? Sì, quello sempre, ma con grande concentrazione. La fase più delicata, quella in cui stiamo entrando, perché qualcuno si può rilassare troppo e noi non possiamo correre il rischio di tornare indietro, sarebbe un disastro sul piano psicologico, sociale ed economico, invece noi stiamo guardando proprio alla ripresa sociale ed economica, quindi grande motivazione, concentrazione, progettualità e concretezza. Appello al popolo napoletano, che finora si è dimostrato encomiabile, di continuare così, di essere da esempio per tutti. Grazie al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, da domani senso di responsabilità. A voi la linea. Grazie a Carlo De Blasio e al sindaco De Magistris. Ora con Rino Genovese andiamo a 15, provincia di Avellino, per seguire la riconversione di un bene confiscato alla camorra in laboratorio per la produzione di mascherine. Vediamo. Nunziante Scibelli era una giovane guardia giurata, fu ucciso nel 1991, vittima innocente